La nostra famiglia è sempre stata una famiglia di agricoltori, sin dalle origini, da mio padre, prima ancora da mio nonno. Era un'azienda a indirizzo tabacchicolo e cerealicolo. Da lì abbiamo deciso di cambiare l'indirizzo aziendale da tabacchicolo a viticolo e La Favorita era il nome storico di questo fondo e con il proprietario abbiamo deciso di riprenderlo e di creare questa società, La Favorita. Il mio approccio con l'azienda agricola è iniziato quando sono nata. Il mio ricordo più bello è quando mio padre mi portava quel trattore in giro a farmi fare i giretti per la campagna da piccolina. Poi le mie prime esperienze in azienda sono state quando ero più giovane con le lavorazioni del tabacco. Dopo mi sono dovuta fermare a seguito degli studi, dell'università. Mi sono laureata in Scienze Psicologiche e Sociali del Lavoro. Ho ripreso 3 giorni dopo la mia laurea, inserendomi in ufficio in principal modo e quindi da lì imparando tutto quello che vuol dire gestire un'azienda agricola non solo in campagna, ma quello che concerne anche proprio la burocrazia di un'azienda agricola, che può sembrare una banalità, ma ad oggi non è per niente facile. Noi come bandi abbiamo partecipato alla misura in particolar modo, il primo insediamento e la misura 411 per le attrezzature. Abbiamo fatto degli acquisti nell'ambito dell'irrigazione con gli irrigatori a pioggia e con un impianto di irrigazione ad ala gocciolante, del quale andiamo molto orgogliosi perché ci permette di irrigare con un'unica fonte di attingimento all'incirca 60 ettari. Queste attrezzature aiutano gli operatori in primis, perché sono attrezzature che permettono un modo di lavorare, diciamo, meno stressante di come lo era una volta. Parlare alla Martina di tanti anni fa, che giocava sul trattore col papà, gli consiglierei di approcciarsi di più a questo mondo, dove le opportunità ci sono, bisogna saperle sfruttare, non lasciare che le aziende agricole muoiano così in campagna, disperse come tanti fondi, tante case, tante abitazioni storiche che magari qua si possono vedere in Veneto abbandonate là. Lavorare in agricoltura non è un lavoro da poco, lavorare in agricoltura adesso secondo me, dal mio punto di vista, è un lusso, perché ragazzi, quello che si vede in campagna, chi lavora in ufficio non lo vede. Per me il PSR Veneto è sinonimo di incentivo e di innovazione.